Nuove opportunità lavorative per 700 giovani siciliani. La Regione finanzia 229 progetti per un valore complessivo di circa 4 milioni di euro. L'iniziativa, promossa dall'assessorato regionale delle politiche sociali e del lavoro, è rivolta a giovani residenti sull'isola di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Il progetto si inserisce nell'ambito dell'accordo di programma quadro Giovani protagonisti di sé del territorio, allo scopo di offrire ai partecipanti la possibilità di avviare una nuova attività imprenditoriale, di sviluppare innovative idee progettuali e partecipare a stage o project work nei centri di ricerca sia universitari che privati. Il 50,8% dei ragazzi che hanno presentato un'istanza possiede una laurea e le province siciliane che hanno registrato il maggior numero di partecipanti sono quelle di Palermo, Catania e Messina. In merito a questa importante iniziativa, l'assessore regionale Lino Leanza ha dichiarato: è un'occasione unica perché consente ai giovani di avere accesso alla vita attiva ed autonoma sfruttando il proprio talento, la creatività e la capacità di fare impresa. Siamo, continua l'assessore regionale del lavoro, particolarmente soddisfatti perché, grazie a questo bando, i ragazzi potranno sperimentare e realizzare le idee innovative, bloccando quell'emigrazione dei cervelli che spesso ha portato i siciliani a lavorare fuori dalla propria terra. E per ribadire l'impegno che il governo regionale intende attuare nei confronti delle politiche giovanili, l'assessore Leanza ha annunciato anche che la prossima settimana sarà presentato un apposito disegno di legge. Le istituzioni, ha concluso Leanza, devono dare il proprio contributo per garantire il lavoro, in particolare ai giovani, che sono il nostro futuro.